la mia visione di cucina è quella di rimanere legato al territorio per quanto riguarda il prodotto. E comunque anche sotto alcuni aspetti dei piatti, ma riuscire a combinare un po' le mie esperienze che ho fatto all'estero, praticamente tutte quante, da quando ho finito la scuola, e introdurre alcuni metodi di cottura, alcuni ingredienti, perciò alcune influenze che ho imparato negli anni che sono stato via, e a metterli insieme ai prodotti del territorio e fare un tipo di cucina un po' diversa. Facciamo i bigoli in salsa, ovviamente tradizione nostra, e li abbiamo fatti anche qui al ristorante. Li facciamo sempre freschi, li facciamo due volte al giorno, perciò servizio di mezzogiorno, servizio della sera, con l'aiuto del torchio, perciò fatti a mano. Sono fatti con farina 00, un po' di semola, acqua, un uovo per 700 grammi di farina più o meno, e un po' di sale. È un impasto molto semplice, ma è semplice a dirsi, ma un po' più complicato a farsi. In ogni caso ci sono vari tipi di ricette, ognuno se la deve un po' personalizzare e vedere e provare. La salsa invece, la salsa di sarde, in questo caso è molto semplice. Di solito si mette solo un filo d'olio, cipolla e le sarde. Io preferisco mettere anche un po' di burro e fare imbiondire la cipolla su un po' di burro piano piano, per poi aggiungere le sarde fresche precedentemente lasciate marinare un po' con del sale grosso per una quarantina di minuti, poi sciacquate, tagliuzzate, messe nella padella con la cipolla imbiondita e fatte, tra virgolette, sciogliere per creare questa fantastica salsa.